Allora, buonasera a tutte e tutti, grazie di essere qui, grazie per la vostra pazienza. Siamo qui oggi perché abbiamo provato a ricreare l'atmosfera di un diwan, quindi di un salotto orientale, questa volta palestinese, più precisamente. Questo perché di fronte ai recenti eventi e di fronte al modo in cui molto spesso la Palestina è narrata nei media mainstream e comunque in generale nel modo in cui si parla di Palestina si fa molto poco spazio per quella che è una terra di ricchezza culturale che noi vorremmo in qualche modo introdurvi questa sera. Abbiamo deciso di farlo in una maniera un po' speciale. Abbiamo con noi due giovani rapper che sono qui per appunto mostrarci come sia possibile utilizzare la musica come ponte tra culture. Do il benvenuto a Harraga, che è un rapper algerino che ha molto a cuore la causa palestinese e vi spiegherà durante la serata perché, e a Westcross, che è invece padovano doc di origine iraniana e palestinese, quindi anche lui traduce nei suoi versi questo appunto melting pot multiculturale in maniera molto interessante. Abbiamo deciso di proporvi una lettura della cultura palestinese attraverso quindi quella che è da una parte la poesia contemporanea. Dovete sapere infatti che nel mondo arabo, e la Palestina non fa eccezione, i poeti riempiono gli stadi, cioè sono come delle rock star, quindi i poeti contemporanei, tra cui il celebratissimo e molto compianto dal tempo della sua scomparsa Mahmoud Darwish, sono molto famosi. Le persone conoscono i loro poemi a memoria, molti cantanti decidono di musicarle e quindi è un'eredità, quella della parola recitata, molto forte nel mondo arabo. Quindi non è un caso che l'hip hop abbia saputo raccogliere nelle sue forme, dal graffito al rap alla breakdance e anche con altre forme di performance urbana, penso per esempio a Gaza e al parkour, abbia saputo raccogliere un'eredità così forte, così sentita, così complessa. Quindi proviamo a narrarvi una Palestina fuori dagli schemi, fuori anche dagli schermi del telegiornale, attraverso questo leitmotiv della musica hip hop e della poesia. Cominciamo quindi con una lettura doppia in arabo e in italiano di una poesia di Mahmoud Darwish, che è uno dei più grandi poeti contemporanei arabi e appunto originario della Palestina. Quindi ringraziamo Valentina, che è la nostra terza ospite di questa sera, che ci tradurrà la poesia in questione, e Arraga appunto che reciterà la parte in arabo. Non ho ancora presentato Valentina, ma è last but not least. Lei è una attivista, una cara amica della Palestina da molti anni e per chi come me appunto si occupa di Palestina è un volto noto della solidarietà con la nostra terra. Io non mi introduco per ultima. Appunto Valentina ci parlerà della sua esperienza a Gaza in una carovana di performer, professionisti, artisti hip hop che hanno condotto dei laboratori, come potrete vedere da un piccolo estratto video, appunto nella striscia insieme ai bambini, per cercare di dare loro degli strumenti artistici per elaborare la guerra, il lutto e le paure. E anche questo è un percorso molto interessante. Quindi due parole su me stessa: io sono Albana Bulsi, sono italo-palestinese, anch'io sono cresciuta a Padova e saluto la comunità palestinese che appunto ha patrocinato questo evento e mi occupo appunto di Palestina da molti anni come attivista e anche per interesse scientifico, perché appunto sono politologa. Quindi non dico altro, vi lascio che le parole di Mahmoud Darwish e dei nostri amici rapper parlino per noi e anche appunto dell'esperienza di Valentina a Gaza. Grazie a tutti per la partecipazione. Vi presento la poesia di Mahmoud Darwish, che dice: أيها المارون بين الكلمات العابرة احملوا أسماءكم وانصرفوا
واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. O voi, passanti tra parole fugaci, portate i vostri nomi ed andatevene. Ritirate i vostri istanti dal nostro tempo ed andatevene. Rubate ciò che volete dall'azzurro del mare e dalla sabbia della memoria. Prendete ciò che volete dalle immagini, se vi porterà a comprendere, che mai saprete, come una pietra dalla nostra terra erige il soffitto del nostro cielo. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا، وعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. O voi, passanti tra parole fugaci, da voi la spada e da noi il sangue, da voi l'acciaio, il fuoco e da noi la carne, da voi un altro carro armato e da noi un sasso, da voi una bomba lacrimogena e da noi la pioggia. È nostro ciò che sarà vostro, sia esso cielo o aria. Allora dunque prendete la parte che volete del nostro sangue ed andatevene. Entrate ad una festa di cena e ballo ed andatevene. Noi dobbiamo custodire i fiori dei martiri, noi dobbiamo vivere come lo desideriamo. أيها المارون بين الكلمات العابرة كالغبار المر مروا أينما شئتم، ولكن لا تمروا بيننا كالحشرات الطائرة، فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا قمح نربيه ونسقيه ندى أجسادنا، ولنا ما ليس يرضيكم هنا حجر أو خجل، فخذوا الماضي إذا شئتم إلى سوق التحف، وأعيدوا الهيكل العظمى للهدهد أن شئتم على صحن خزف، لنا ما ليس يرضيكم، لنا المستقبل ولنا في أرضنا ما نعمل. O voi, passanti tra parole fugaci, come la polvere amara, marciate dove volete ma non tra di noi, quasi foste insetti volanti. L'aceto è nella nostra terra fin tanto che lavoriamo, fin tanto che mietiamo il nostro grano, fin tanto che lo annaffiamo con le rugiade dei nostri corpi. Abbiamo noi ciò che non vi sembra abbastanza, un sasso o una soggezione. Prendete il passato, se volete, e portatelo al mercato dell'antiquariato. Ridisegnate lo scheletro all'upupa, se volete, su un vassoio di terracotta. Abbiamo qui ciò che non vi sembra abbastanza. Abbiamo il futuro e abbiamo nella nostra terra di che occuparci. أيها المارون بين الكلمات العابرة كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى المسدس، فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم وطن ينزف شعبا ينزف وطنا يصلح للنسيان أو للذاكرة. O voi, passanti tra parole fugaci, ammassate le vostre fantasie in una fossa abbandonata ed andatevene, e riportate indietro le lancette del tempo alla sacra epoca del vitello sacro o al momento del canto di una pistola. Abbiamo qui ciò che non vi sembra essere abbastanza, abbiamo ciò che non trovate in voi,
una patria sanguinante, un popolo sanguinante, una patria perfetta per l'oblio o per la memoria. أيها المارون بين الكلمات العابرة آن أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم ولكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل ولنا المضي هنا ولنا صوت الحياة الأولى ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا من برنا من بحرنا من قمحنا من ملحنا من جرحنا من كل شيء واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة. O voi, passanti tra parole fugaci, è giunto il momento che ve ne andiate e che dimoriate dove volete, ma non tra di noi. È giunto il momento che ve ne andiate e vi spegnate dove volete, ma non tra di noi. Abbiamo nella nostra terra ciò di cui occuparci. Il passato qui è nostro il primo vagito della vita, nostro il presente e il futuro nostri, qui la vita e l'eternità nostra. Fuori dalla nostra patria, dalla nostra terra, dal nostro mare, dal nostro grano, dal nostro sale, dalla nostra ferita, da ogni cosa. Uscite dai ricordi della memoria, o voi passanti tra parole fugaci. Allora, grazie per questa lettura molto emozionante. Per chi appunto di voi non fosse familiare con la figura di Mahmoud Darwish, spero che questo sia un assaggio che vi porti a scoprire, a sapere di più di questo grandissimo poeta, perché davvero ne vale la pena. Questa sera non abbiamo il tempo di approfondire appunto il valore e l'importanza della sua opera, però è anche uno sguardo appunto su altri luoghi del mondo che magari conosciamo di meno o di cui non sentiamo sempre parlare dal punto di vista culturale, ecco, quindi volevamo un po' darvi questo spunto. Io ora vorrei cominciare appunto a entrare nel vivo del nostro talk. Vorrei chiedere a Dario se vuole darci 2 cenni sul video che stiamo per vedere, che è il suo ultimo video. Sì, allora il video che state per vedere è appunto il mio ultimo video. Io sono Dario, in arte mi chiamo Westcross e il video si chiama Non ho beef, è prodotto da Wairaki e la regia è fatta da un ragazzo che si chiama Nicolò Bassetto. Grazie.
Allora, Dario, dunque, mi sentite? Non capisco se... Ok, perfetto, grazie. Allora, volevo parlare con te dei tuoi pezzi. Allora, abbiamo cominciato con Non ho beef, ma ci sono altre tue canzoni che sono, diciamo, ancora più rappresentative forse, no? della tua identità. Siamo partiti diciamo, dalla tua produzione più recente e quindi ascoltando i tuoi pezzi c'è in particolare un brano che mi ha colpito che si chiama Nel mezzo. In questa canzone parli a 360 gradi di un'identità meticcia, appunto cito dal testo: e io ma non mi hai fatto né nero né bianco, meticcio e bastardo con in testa un sogno tanto. In Mille vite dici: è strano come il figlio rinnegato di questa terra sia chi vi rappresenta. In Mustang Impala dici: né nero né bianco, meticcio, mulatto, bastardo. Allo stesso tempo fai molti riferimenti al tuo quartiere, la Guizza. Parli del quartiere 8, di Piazza Cuoco, sono degli elementi che ritornano molto spesso e paiono essere degli elementi fondanti della tua identità. Come pure appunto riferimenti alla musica hip hop, allo stile West Coast a cui ti ispiri, ai suoi luoghi. Fai riferimenti a Compton, a LA, al West Side. Quindi mi chiedevo, come dialoga questa identità di quartiere situata, padovana, con le tue origini iraniane e palestinesi e come con i tuoi riferimenti musicali internazionali? Diciamo che principalmente, allora intanto partiamo dal dire che comunque il mio quartiere, cioè la Guizza, come anche l'Arcella, ma in generale abbastanza tutta Padova, è un quartiere abbastanza multiculturale, no? Quindi ci sono un po' persone di tutte le etnie, cioè comunque la mia compagnia è una compagnia di ragazzi, no? Comunque che ci sono persone italiane, persone che hanno genitori stranieri, insomma un po' di tutto. Quindi, cioè, a dirla tutta non è una roba che mi ha mai, diciamo, pesato tra i miei amici il fatto, capito? Io mi definisco meticcio perché anche i miei amici, so che molti di loro sono meticci e appunto hanno provenienze differenti. Poi ovviamente la cosa per quanto riguarda invece la parte musicale è il fatto che comunque siamo cresciuti insieme e in quel periodo là ci ascoltavamo quel tipo di musica, quindi West Coast, rap, anche poi andando avanti, no? Con la trap e i nuovi generi. Però diciamo che in realtà non è un connubio difficile per me, questa cosa qua di mixare le mie origini, metterle nelle canzoni. Poi io non faccio canzoni dedicate spesso all'argomento, metto degli inserti, tipo scrivo un po' quello che mi viene e essendo che è una parte di me lo metto dentro le canzoni, come metto il fatto che stavo in Piazza Cuoco a cazzeggiare e tutte queste cose qua. Sì. O metti, diciamo, tutti gli ingredienti sul piatto, ecco, non è come se ti concentrassi su una sfaccettatura o un aspetto di te, ma appunto ne parlassi naturalmente come una serie di elementi. In particolare so che anche nelle tue canzoni fai riferimenti appunto ai tuoi viaggi di quando vai in Palestina, cioè sempre per piccoli tocchi, no? Magari dici: mio cugino del villaggio di mia madre mi ha detto che, no? E come ti relazioni con questa parte della tua identità, visto che comunque il tema appunto questo è proprio del salotto palestinese, cioè se tu pensi alla Palestina ti vengono in mente quali profumi, quali cibi, quali luoghi, che cos'è che ti parla di più? Beh, io sono andato in Palestina sempre da quando sono molto piccolo, no? Quindi ho dei bei ricordi e principalmente io sto in un villaggio che si chiama Faradis, che è abbastanza fuori, no? Dalla città. Quindi là, cioè praticamente metà della popolazione del posto è imparentata con me, quindi cioè, diciamo che non ho grandi, cioè tuttora, capito, anche se io non parlo fluentemente l'arabo, comunque quando vado là sono a casa mia, quindi mi trovo bene con tutti quanti. Per quanto riguarda i ricordi, cioè sicuramente la trovo una cosa che magari mi può dare degli spunti culturali in più, può aggiungere sicuramente non mi toglie niente, mi aggiunge qualcosa il fatto di vedere altre culture, altre religioni,
magari anche vedere altri stili di vita, no? Cioè i miei cugini comunque alla mia età hanno già figli, sono sposati, è tutta un'altra realtà. Comunque là avere appunto famiglie grandi, numerose e anche vivere comunque molto più a contatto con i parenti, mangiare insieme, trovarsi, fare è più paragonabile al sud Italia, capito? È molto. Infatti quest'estate sono stato a Napoli e ho rivisto alcune situazioni che mi hanno un po' ricordato. Anche io ho sempre questa vibrazione quando vado a Napoli, e so che anche Valentina che ride nell'angolino, perché appunto ne abbiamo già parlato ed è una città araba dal mio punto di vista. Abbiamo anche tra il pubblico degli abitanti palestinesi che sono stati anche abitanti di Napoli a lungo, quindi penso ci sia un buon link. Invece volevo andare da Salah a fare un paio di domande anche a lui, Salah in arte Harraga, che appunto durante questa serata ci hai deliziati e deliziate con la lettura di questa poesia di Mahmoud Darwish, che parla fondamentalmente del desiderio di liberazione di un popolo, quello palestinese, ma anche del desiderio di vivere normalmente. In questo legame fortissimo che appunto il poeta esprime con la sua terra, contro l'invasione, contro la colonizzazione, si intreccia anche un po' la tua passione per la Palestina. Nei brani che appunto ci proponi e che ci proporrai anche più tardi, in particolare My Son is a Hero e Mama Don't Cry, parli del dolore delle madri arabe che perdono i loro figli nel conflitto con l'esercito israeliano in Palestina, nei territori piuttosto che a Gaza. Nella prima canzone sentiamo il campionamento di un lamento di una madre che piange il proprio figlio e fa al contempo un appello agli altri giovani a non smettere di lottare per il proprio diritto ad esistere. C'è poi il rumore di un fucile, un ratatatà, che però si oppone al contenuto del testo nelle tue liriche, in cui dici "We are not too sad, we are enjoying", non siamo troppo tristi, ci stiamo divertendo. E ricorda il verso del poeta Darwish che nel famoso poema Amiamo la vita dice "Anche noi amiamo la vita quando ne abbiamo l'opportunità". Amare la vita quando la si può vivere è però una condizione difficile da esperire in Palestina, come i recenti eventi ci hanno ricordato una volta di troppo. Quindi volevo chiederti, forse se amare la vita in Palestina non è così semplice, potremmo chiederci come possiamo amare la Palestina, appunto malgrado tutte le difficoltà, malgrado tutti i conflitti, malgrado tutti gli episodi anche tristi che ci rimandano ad essa. Com'è nata questa tua attenzione particolare per questo paese, per la sua cultura e per il suo popolo che attraversa molti dei tuoi brani? Scusate, parlo inglese perché sono qua in Italia solo da un anno. E Alba... Ok. Allora, my real name is Salah ad-Din. Salah ad-Din was the guy who gave the freedom to Palestine like 1,000 years ago. So I have this love of Palestine from my father, that he was also a politician, and he was also like so integrated in this this debate and this Palestinian case. Tradurre così. Allora, Salah appunto è il diminutivo di Salah ad-Din, dal condottiero Saladdino, appunto, che quasi 1000 anni fa appunto liberò quella terra che oggi chiamiamo o proviamo a chiamare Palestina. Quindi diciamo questo amore per la Palestina e i riferimenti alla Palestina sono iscritti nella sua biografia sin dalle scelte dei suoi genitori. In particolare suo padre era molto affezionato a questo tema, era una persona molto impegnata politicamente e gli ha trasmesso questo amore per la Palestina. And also, like, I lived all my life in Algeria, which is a country that we are always supporting the Palestinian case, because we have been in this case before. Like, we were colonized by France
132 years, and we know what these people are suffering. So for me, I'm just like, I'm not just loving Palestine, but I'm loving every country that is colonized, and for all the people like who suffer, all the people that suffer from this injustice in this world. I try to talk about them. I try to raise their voice and try to inspire other people to do this. Allora, quello che ci dice Salah appunto è che un altro elemento biografico molto forte nel suo essere empatico e sensibile con la causa palestinese è il tema della colonizzazione che l'Algeria ha spedito per 132 anni da parte francese, e quindi ogni paese che sia sottoposto a una struttura, un gioco coloniale è un paese per cui lui avrà sempre empatia, comprensione, per il quale appunto, con il quale si sentirà vicino, non soltanto con la Palestina ma con tutte le persone che soffrono appunto dei soprusi e degli abusi di potere del colonialismo. Vorrei tornare invece al ragionamento che facevo prima con Dario. Passo la parola di nuovo a lui. Appunto riprendo il ragionamento che abbiamo fatto sopra, rifacendomi anche al video che abbiamo visto, no? Mi chiedevo, ci sono dei luoghi, dei paesaggi, degli itinerari padovani, dei territori padovani che costituiscono un rimando a un'identità meticcia per te? Cioè non per forza la tua identità come la intendi, ma comunque dei luoghi come dicevi prima, dei quartieri come la Guizza, come l'Arcella, appunto, che ti sono più familiari anche per questo. E per esempio Non ho beef, appunto c'è un passaggio del video all'inizio, come avrete visto, in cui un tuo amico entra in un negozio di cibo etnico attraversandolo, no? Come se si aprisse una cortina su un altro universo, cioè come un sistema, diciamo, di universi fatti come delle scatole cinesi, no? C'è una grande scatola, un grande contenitore che è Padova, al cui interno ci possono essere molti altri orizzonti, no? Che semplicemente ce ne possiamo accorgere quasi per caso spostando la cortina di un negozio. La tua musica, come abbiamo visto, non è una musica identitaria, no? Ma rivendica per piccoli tocchi, per brevi rime, per alcuni flash visivi, una definizione di sé che trascende quella che è propria appunto dell'italiano medio, no? Quindi tu dici il meticciato è il nuovo normale, diciamo, in qualche modo. In Black Flag parli della carne sopra il riso persiano, ancora in Mustang Impala dici a cena mangio pizza, a pranzo faraona. Ci sono quindi dei luoghi, dei modi in cui ti senti appunto rappresentato del tuo stare nel mezzo anche a Padova, e oltre alla Palestina altri luoghi del mondo in cui ti sei sentito particolarmente a casa? Cioè, secondo me adesso un po' tutti i posti sono dei posti appunto meticciati, cioè anche Sherwood comunque alla fine se ti fai un giro qua non è che trovi solo italiani, cioè, trovi gente di tutti i tipi, tutte le etnie, e italiani di seconda generazione o persone che vengono da fuori, quindi penso che un po' tutti i quartieri comunque ormai sia una realtà abbastanza consolidata, quella dell'essere appunto tra virgolette meticci, che poi io lo uso come gergo appunto per definire le canzoni, quella che secondo me, cioè ormai è la normalità. Comunque magari quando io ero piccolo ancora a volte c'era un po' questo tono di diversità, però anche io quando magari vado adesso in zona, in quartiere, o vado a farmi una partita a basket, comunque i ragazzi sono tutti quanti mischiati, cioè a me fa piacere comunque vedere che c'è una realtà. Poi i bambini, cioè quando i bambini sono razzisti è perché i genitori sono razzisti, no? Cioè, il bambino di solito non ha questo tipo di pregiudizio, quindi alla fine secondo me ogni posto ormai è un posto dove puoi trovare realtà di questo tipo, come la mia, capito? Dalle città più piccole, tra virgolette, rispetto al mappamondo come Padova, dove puoi appunto, spostando una cortina, accorgerti, no? Di un altro mondo, di un altro sapore, di un altro luogo, di cui magari non eri nemmeno a conoscenza, ed è come se in qualche modo
noi ci stessimo adeguando, cioè come se fosse l'Italia ad essere in ritardo su altri luoghi che sono stati meticci prima di noi, diciamo. Sì, esatto, cioè ci sono tantissimi altri paesi europei che comunque si vede, cioè comunque c'è un'integrazione molto maggiore, ci sono ma alla fine è una questione secondo me evolutiva proprio, comunque prima o poi tutti i paesi ci devono passare, ci devono arrivare e secondo me è una cosa positiva perché comunque appunto porta tipo più culture, comunque cioè, magari io da piccolo ho mangiato un piatto albanese perché c'avevo un amico albanese, ho mangiato un piatto algerino, cioè che ne so, capito? Conosci più persone, più culture, i loro genitori, le loro storie, anche i miei amici magari da me possono aver, o anche dai miei amici che invece hanno i genitori italiani, i loro nonni, c'è sempre da imparare comunque, no? Quindi sempre uno scambio. E tornando, volevo proporre questa cosa come una domanda aperta, la faccio a te Dario, è una cosa che mi è venuta in mente adesso ma la farò anche a Salah. Il link appunto con questa tradizione palestinese della parola recitata, della poesia, no? Con cui cerchiamo di produrre un avvicinamento con l'hip hop, ma non lo facciamo in maniera, diciamo, tirata per i capelli, perché effettivamente esiste una scena hip hop da lunga data in Palestina. Abbiamo proiettato, mi sono dimenticata di specificarlo, quindi lo faccio adesso, il video appunto di Muto, per creare un contrasto, no? tra questa nuova scena e la poesia contemporanea di Shabjin, scusate la pronuncia, un trapper palestinese che sta avendo molto, molto successo. E mi chiedevo se aveste voi delle intuizioni su perché l'hip hop ha così tanto successo nel mondo arabo, in particolare in Palestina, quindi in un contesto che possiamo avvicinare a quello della musica che è connessa a dei temi di sofferenza e dei temi di isolamento, di ghettizzazione, proprio come lo era per gli afroamericani. Magari cominciamo dimmi tu. Like for me, hip hop is always have been in the neighborhoods, where the people are, like there is weakness, where there is injustice there. So it's a voice, it's the voice of the people. Like rappers for me are like a journalist that don't care about the like their boss, what his boss tell him to say. He's like a free journalist and he has the freedom to say whatever, like everything he wants in the hip hop. Traduco, appunto Salah dice: per me l'hip hop nasce in quei quartieri, in quei luoghi, non importa quali siano le coordinate del mondo, in cui c'è un'ingiustizia, vanno a raccontare quell'ingiustizia, è una voce popolare, una voce quasi di una forma nuova di giornalismo, che appunto non curante di quello che il mondo fuori, i datori di lavoro, i capi, appunto anche chi controlla magari i media tradizionali, una voce fuori dal coro che permette appunto di denunciare quello che succede nelle periferie del mondo. Ecco. Dario? Cioè, secondo me, d'accordissimo con quello che dice Salah. Poi secondo me anche per una questione di comodità, nel senso che alla fine fare hip hop è facile, non nel senso che fare comunque sia facile come, capito, andare in bici, esatto, cioè non è banale, è facile nel senso di praticità, non è che devi avere una chitarra per fare hip hop, capito? Basta che serve l'orchestra sinfonica per fare hip esatto, hop. cioè se vuoi fare i graffiti comunque di base ti basta un pennarello, se vuoi ballare basta che balli, se vuoi fare il rap basta che sai rappare, se vuoi fare le basi basta che fai beatbox, cioè proprio se vuoi ridurla al minimo, capito? Poi è ovvio che se vuoi evolvere la cosa, sì, è vero, per fare comunque delle produzioni decenti ti serve un buon computer, una buona tastiera e tutto quanto, però comunque se tu vuoi fare hip hop puoi fare hip hop anche senza avere niente, capito? Cioè non ti serve avere qualcosa di fisico con te. Sì, in questo senso può essere considerata come una forma d'arte, tra virgolette, che nasce povera e che poi negli anni si è arricchita sia di contenuti che di effetti, che di musica, che di contaminazioni, cioè una intendo dire povera nel senso buono del termine, cioè alla portata anche di chi non ha mezzi economici. Diciamo che esatto, è alla portata di tutti quanti, cioè lo può fare chiunque ed è questo il bello. Ok, allora volevo fare un'ultima domanda a Salah.
che in Mama Don't Cry si dice prima a Gaza, poi ad Aqsa, appunto la moschea di Gerusalemme, che è teatro dei recenti affronti tra palestinesi e israeliani, alcuni coloni, alcuni soldati, riferendoti al legame simbolico che questo luogo sacro intrattiene con nuove generazioni di arabi, di ragazzi di origini diverse che hanno empatia politica, religiosa, culturale verso la Palestina. Dici anche: non siamo scimmie per metterci in gabbia, e il tuo maglione Versace non vale il suo straccio, parlando di un ragazzo palestinese. Come interpreti il fatto che nuove generazioni riescano a diventare reporter? Appunto, avevo pensato questa domanda prima di sentire che tu usavi la parola giornalista, e direi che siamo sulla stessa linea d'onda, e riescano ad influenzare attraverso campagne mediatiche e l'uso dei social i loro coetanei a migliaia di chilometri di distanza. A lungo abbiamo temuto infatti che l'uso dei social fungesse quasi da delega, no? Da procura, da strumento di depoliticizzazione, di disimpegno. Invece, come hanno provato i nutriti cortei fisici, non virtuali, per la Palestina in tutto il mondo negli ultime settimane, i social sono stati una cassa di risonanza importante, se non fondamentale, al pari di quanto il rap può aver dato voce appunto a chi non ce l'aveva. I social hanno dato la possibilità di fare reporting a persone che erano persone qualunque, ragazzi, bambini, padri, madri, appunto. Tu come artista, come ti avvali dei social per diffondere un messaggio? È una domanda che faccio prima a te e volevo fare anche a Dario. Riponi speranza in questa nuova presa di coscienza generazionale? Okay, so I come back like to the first days I started rapping. Like I started my rap in 2012, and then I got serious in the rap when I saw. I don't know if everyone here knows what happened in Gaza in 2014. Like Israel was bombarding, and it was a real massacre there. So there I started to post in Instagram, and I started to sing in English, even if it's not my own language and not my mother language. So I wanted to show the people who doesn't speak Arabic and the people who doesn't know what's happening in Gaza or what's happening in Palestine, what's really happening. And I saw that a lot of people were asking me, what is Palestine? What is Gaza? Like, we've never heard of this country like Palestine or Gaza or something. And then this question gave me the opportunity to introduce Palestine and Gaza for them. And the way you shaped this through social media, how did it impact? Like, what was your way? What is your way to approach social media in telling about this message? What, like, do you do, or do you wish it is possible to do with social media? Yeah, of course. And we saw this lately. Like before, nobody was having this empathy or sympathy for Palestine, and now we saw a lot of people in New York, London, like in big cities, in small cities, like you can see even in Africa, even... I will translate a bit. Appunto, quello che ci dice Salah è che dal 2014 in poi quell'attacco su Gaza in particolare l'ha particolarmente, diciamo, avuto impresso, ed è stato da lì che ha deciso di avere come una missione, cioè che è quella di, attraverso la sua musica, di far conoscere, far avvicinare sempre più persone alla questione palestinese, e si è trovato a discutere con persone che non sapevano che cosa fosse, e quindi ha cominciato a utilizzare anche i canali social, Instagram eccetera, per cercare di creare una forma di consapevolezza intorno a questo fenomeno. Quindi ha una visione positiva del fatto che ci siano sempre più persone che utilizzano i social, perché crede che anche la portata delle recenti manifestazioni non sarebbe stata la stessa se non ci fosse stato un cortocircuito di immagini, appunto, nonostante anche alcuni tentativi di censura dei social network. Comunque ci sia stato appunto una forza maggiore del messaggio che viene trasmesso, e anche persone che prima non sapevano dove fosse la Palestina sulla carta geografica si sono trovati a scontrarsi con questo. E giro la domanda quindi a Dario, prima di lasciare la parola appunto a Valentina e concludere il nostro talk con una piccola performance, perché voglio sapere
se per te appunto i social sono qualcosa che generazionalmente può avere un impatto positivo, contrariamente a quello che magari le persone delle generazioni precedenti temevano. Sì, cioè sicuramente possono. Allora, faccio una premessa: io non sono proprio addicted ai social, ok? Non sono una persona estremamente social, però penso che siano una cosa un po' per certi versi brutta, quando, capito, poi una persona diventa lobotomizzata, che sta tutto il tempo lì, cioè. Però invece è molto bella quando invece, capito, magari certi media non parlano abbastanza di un determinato argomento, invece grazie a questi, che comunque ti permettono di comunicare con tutti così, allora le persone possono comunicare tra di loro e spargere un messaggio. Diciamo che è un po' un'arma a doppio taglio, no? Può essere positiva perché appunto puoi mandare dei messaggi positivi, come quello della causa palestinese, come può essere negativa perché poi è facile che la gente poi creda fake news, capito? Questo genere di cose. Diciamo, mantenere Esatto. uno spirito critico. Bisogna avere uno spirito critico per leggere le notizie sui social, questo penso io. Perfetto. Allora grazie ad entrambi, e lascerei la parola a Valentina, che introduce, proprio dice 2 parole sul video che andremo a vedere e ci racconterà questa esperienza dopo. Il video che andremo a vedere tra pochi istanti racconta un po' l'esperienza che abbiamo vissuto nel 2019 nella striscia di Gaza, un'esperienza che è stata possibile grazie al contributo di un compagno che da anni fa queste missioni all'interno della striscia, sono delle spedizioni mediche, e che ha avuto così la sensibilità di voler riproporre in maniera appunto non più sanitaria ma con un approccio differente. Però appunto adesso vi lascio alla visione del video. Eravamo bambini con i piedi al confine, urlavamo a bibi, nient'altro da dire. Eravamo bambini, giocavamo al confine, un salto che muro per cercare di fuggire. Eravamo bambini con i piedi al confine, urlavamo a bibi, nient'altro da dire. Eravamo bambini, giocavamo al confine, un salto che muro per cercare di fuggire. Sono Ahmed e quel giorno ho detto a mia madre di amarla, i piedi sul terreno, una giornata piena d'affa. La gamma farà mai che so fa, passi nel mercato fino ad arrivare in piazza. L'età non conta come leggi nella strada, la scuola è morte come leggi nella strada. Gli occhi della coscienza che la gente qua c'è nata, già c'è bloccata, alienata, allevata. La mano stringe mia sorella Ala, noi che siamo pronti anche al deserto del Sahara. Sarà la voglia di guardare un po' più là, la libertà che pare solo un credo un po' più là. Siamo piccoli, vorremmo una palla, ma non abbastanza da credere a una palla. Di chi ci dice che c'è un popolo che sbaglia a difendere una terra che è sommersa dalla rabbia. Ala, tieniti forte, costeggiami la spalla, si vola, si plana, ti farò da ala. Ho voglia di giocare lontani da staria, prendere più aria non mi sembra cosa strana. Eravamo bambini con i piedi al confine, urlavamo a bibi, nient'altro da dire. Eravamo bambini, giocavamo al confine, un salto tremulo per cercare di fuggire. Eravamo bambini con i piedi al confine, urlavamo a bibi, nient'altro da dire. Eravamo bambini, giocavamo al confine, un salto tremulo per cercare di fuggire. Da nord a sud si arriva dal mezzo, una bestia ed un capo che fanno da mezzo, una monetina basta per pagare il prezzo. Scesi coi piedi a raffa, si vede un muro immenso. Alla che c'è, guarda con me, i nostri occhi che hanno visto lo stesso. Posto depresso, si piange nel cesso, rumori nella notte, di giorno niente è successo. Padre a pugno chiuso che pretende silenzio. Oggi si gioca solo nessun compromesso. Non c'è la palla ma ci sta un aquilone. Immaginarsi insieme per pensare di andare altrove. Oltre il muro e solo il segno, oltre il muro per il senso del segno. Guardare lontano per fare solo un disegno. Ci gioco così tanto che ci metterò di più. Eravamo bambini con i piedi al confine, urlavamo a bibi, nient'altro da dire. Eravamo bambini, giocavamo al confine, un salto tremulo per cercare di fuggire. Eravamo bambini con i piedi al confine, urlavamo a bibi, nient'altro da dire. Eravamo bambini, giocavamo al confine, un salto tremulo per cercare di fuggire. Alla stringimi forte che non so come andrà, inshallah mo che sento gli spari bam bam, una pietra alla volta come il mondo. Sta prigionete negli angoli e non giochi a giro tondo, Muina che si ferma con la voce di Muezzin. Pensa a Tom, ad Allah e a Karim, mia madre e mio padre non
nonostante a Katzim, in fondo che poteva farci se siamo nati qui. Filo spago, cielo chiaro, alla mi solide dice che le sono caro. Io resisto, non cado, per un secondo guardo altrove di sto mondo affannato. Ora l'aquilone vola e dalla mi stringe ancora. Quello che abbiamo fatto ci rincuora, nonostante un colpo che ci prende e ci perfora. Eravamo bambini con i piedi al confine, urlavamo a bibi, nient'altro da dire. Eravamo bambini, giocavamo al confine, un salto tremuro per cercare di fuggire. Eravamo bambini con i piedi al confine, urlavamo a bibi, nient'altro da dire. Eravamo bambini, giocavamo al confine, un salto tremuro per vedere la fine. It's just a photo. Let's go, bro. Kifa ela anambe. Kifa ela anambe. Kifa ela anambe. Okay, it's not like every day you say. It's musically. It's a sound, no? It's not a. It's not a. Kifa ela anambe. No, it's a kifa ela anambe. It's a dance of the words. This is called flow. This is called flow. If you dance, not flow, this is flow. You know what I'm saying? The style, the flow is the energy. The flow is your vibes, is your energy, the flow. Kifa help? Hanamni. In Italian come stai? Tutto a posto. Tutto a posto. Come stai? Come stai? Tutto a posto. No, tutto a posto. Esatto. Come stai? Come stai? Tutto a posto. E Kifa help? Hanamni. Valentina, applauso meritato direi, vista veramente la passione che avete messo in questo progetto. Abbiamo la fortuna appunto di avere qui con noi stasera Valentina che ha avuto l'opportunità di partecipare a questa carovana, la carovana Gaza is Alive, che appunto ha avuto luogo nel 2019 in Palestina. Valentina, questa esperienza così particolare, anche per un attivista come te che ne ha viste tante, che riuniva appunto assieme agli artisti della scena hip hop anche professionisti, psicologi, attivisti, persone che per professione lavorano con i bambini, assieme appunto ai breakers della CB Crew, del quartiere Nusserait Camp. Ecco, tutta questa esperienza così poliedrica, così importante dal punto di vista sia artistico che sociale, appunto che avete animato per i bambini della striscia, che cosa ti ha lasciato in particolare in riferimento
alla metodologia che avete utilizzato, no? Perché forse si percepisce solo a tratti, però appunto non è facile per delle persone che hanno come lingua veicolare l'inglese, magari non lo sanno neanche tanto bene, arrivare a veicolare un messaggio, non è facile non porsi in maniera che forse mima anche quell'atteggiamento coloniale, no? Che è un po' insito in tutte le culture, se non ci facciamo attenzione, anche nel modo in cui trasmettiamo dei messaggi, anche nel modo in cui ci poniamo come persone discenti, persone che appunto hanno una conoscenza. Quindi che tipo di metodologia avete utilizzato per riuscire a rendere questo un'esperienza arricchente da ambo le parti? Principalmente quando una persona pensa ad un intervento da poter fare all'interno della striscia di Gaza, pensa principalmente a fare un intervento di tipo sanitario. Noi abbiamo voluto cercare di portare un supporto piuttosto di tipo psicologico. Ovviamente adesso non sto qui a elencare tutte le difficoltà nel vivere in un territorio così martoriato, comunque basti pensare che l'acqua potabile dentro la striscia di Gaza non c'è, solo acqua in bottiglia. L'elettricità c'è dalle 4 alle 6, 8 ore al giorno nei giorni in cui Israele lo concede. Tutti i servizi di welfare sono completamente annientati e comunque il supporto delle famiglie tante volte non è sufficiente per crescere dei figli che siano in grado di comprendere appieno la motivazione per cui debbano subire un tipo di trattamento simile. Abbiamo deciso che la miglior soluzione, il miglior metodo possibile per affrontare questo tipo di discorso, per poter portare il giusto supporto, fosse quello di allacciare in primis delle relazioni con chi dentro la striscia di Gaza c'è vissuto, con chi ha vissuto quelle difficoltà prima della generazione di tuttora che sta crescendo adesso, e quindi abbiamo deciso di creare questa sinergia tra chi appunto arrivava da un paese ricco, fortunato come poteva essere l'Italia, come può essere la Francia, o comunque un paese diciamo che non vive queste grandi difficoltà, e intrecciare relazioni appunto con chi tutti i giorni lavora con i bambini all'interno della striscia di Gaza. Se avete fatto caso, all'inizio noi abbiamo chiesto proprio nel primo workshop quale fosse il suono che i bambini riconducevano alla paura. Uno dei più semplici è il fischio che produce la bomba prima di cadere a terra, ma soprattutto il rumore dei droni. Nella striscia di Gaza si sente costantemente questo brusio di fondo che accompagna giorno e notte e che ti dà proprio il senso di oppressione, il senso di controllo, il senso di chiusura che non ti permette di vivere bene, di vivere libero, di vivere anche una semplice paura con il giusto coraggio, la giusta serenità. E trasformare questi impulsi in uno stile musicale, no? Quali sono stati gli ostacoli maggiori e quali anche magari le cose che vi hanno sorpreso? Allora, gli ostacoli sono stati quelli di far capire alla popolazione locale che non eravamo appunto arrivati lì con un approccio di tipo coloniale, non avevamo nulla da insegnare di nuovo, volevamo semplicemente mettere in relazione le nostre competenze con le loro e arricchire in questo modo tutti quanti. Sono sicura che il Oyosh, il rapper, Smack, il writer o comunque tutti i partecipanti di questa carovana siano tornati a casa con un bagaglio di esperienze che porteranno con sé per tutta la vita. E lo stesso è stato anche per i bambini lì e anche per sicuramente gli artisti che si sono prodigati nel creare i workshop insieme a noi. Il bello, la parte vincente, la parte che ci fa pensare che sia il caso di riprodurre questo esperimento, questa esperienza, è il fatto di vedere i bambini che hanno in qualche modo trovato il là per sbloccare determinate situazioni. Voi non so se avete fatto caso, a un certo punto c'è una ragazza
che canta nel video è Sara. Con l'hijab e la bandiera palestinese. Esattamente. Lei si è presentata come accompagnatrice del fratello, un fratello molto chiuso che rispondeva con l'aggressività agli scacchi della vita, e alla fine ha preso coraggio, ha preso il via per presentarsi, per raccontare che lei comunque il rap lo sente dentro lo stesso, anche in una cultura che ha tuttora difficoltà ad accettare che una ragazza femmina possa fare il rap. Ovviamente ci scontriamo tante volte anche con una cultura che ha difficoltà ad aprirsi, ma quello che appunto ci ha stupito è che l'ultimo giorno di workshop, il giorno del saggio finale, la famiglia di Sara si è presentata chiedendoci cosa avessimo fatto con i loro figli di tanto magico da averli trasformati così tanto. E questo è questo il ripaga premio. di tutto. Beh, io direi che questa esperienza sì. merita un applauso. E prima di salutarvi o di dare spazio alle vostre eventuali curiosità e domande, vi chiediamo appunto gli ultimi minuti di attenzione, perché Salah ci regalerà una piccola performance. حبيبي الحمد لله زلام انتو زلام نجيبوا اللي يستشهدوا في حق الله. Son is a hero, we are support like a team of the Piro. That's no movie of Forbidden Arrow. Hasta la muerte patria la quiero. La vida es corta, spend it in Gaza o spend it in Malta. Si quieres ejemplos de la pelota, tengo habilidad de digo cosa rata ta 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 yo 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 yeah. We're not too sad, toto, we are enjoying. Rata ta 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 yo 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 yeah. We're not too sad, toto, we are enjoying. His son is alive. He better this sword than with a knife. He never been in danger, he is safe. He is with his God in a better life. My son afraid and I'm with the rock. Support the city dans la belle époque. Banama va dans the ceiling de choc. We're hitting by fire, they can't even walk. Pourquoi avoir peur si on s'en sort pas vivant? Tant pis Versace ne vaut pas son chiffon. Les principes, on est des survivants. Toujours les mêmes regards d'après et avant. Les mêmes notices, seuls les visages. On n'est pas des sauvages pour nous mettre dans des cages. La foi n'est guidée, la fierté ne recharge. La terre était salée, c'est le temps de ménage, hermano. Tout est bon quand t'iras au paradis. Mourir avec une balle, c'est mieux que mourir en maladie. Je convertis la souffrance, je la mets en mélodie. Hurria is coming, ma tibkish ya waladi. Mano, tout est bon quand t'iras au paradis. Mourir avec une balle, c'est mieux que mourir en maladie. Je convertis la souffrance, je la mets en mélodie. Hurria is coming, ma tibkish ya waladi. ما تبكيش يا ولدي ما تبكيش يا ولدي بالروح بالدم ما تبكيش يا ولدي نفديك يا فلسطين ما تبكيش يا ولدي بالروح بالدم ما تبكيش يا ولدي نفديك يا فلسطين ما تبكيش يا ولدي بالروح بالدم ما تبكيش يا ولدي نفديك يا فلسطين ما تبكيش يا ولدي في حق الله استشهد كل الشباب. كل الشباب استشهدوا في حق الله. احنا ماشيين لديننا وعرضنا والله بيوقف معانا ان شاء الله. Free Palestine. Mama, don't cry. Mama, don't cry. Mama, don't cry. Please don't cry, Mama. Mama, don't cry, please don't cry, Mama. I didn't deal the crack, I didn't steal, Mama. Your son is now with jerk, you know I hate drama. Your son is now in jail because he loves his mama. Because I love my country and he heavy enemies.
I would die up, mama, I never fall on my knees. They call me criminal last time I talk about the peace. I hate the injustice, I don't hate the police. Don't hate the police. Don't hate the police. We live by the gun, we die by the gun. We doing this for now, we're not doing this for fun. You told me the lie, gonna go to hell then. Like show me the real, gonna go to jail, mum. I didn't feel totally, while I'm not lying. But when I saw Wally Dwebsh, I couldn't stop of crying. I was praying on the mosque, I can do it now. They kicking women, shooting, shooting in anyhow. Whoa. First in Gaza, now in Aqsa. They don't show it on Telfaza. Gaza, 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 Gaza. Gaza, 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 Gaza. Mama, don't cry. Don't cry, ya mama. Mama, don't cry. Don't cry, ya mama. Ya mama, ya mama. Ya mama, ya mama. Ya mama, ya mama. I'm an Arab, but I'm not a Qatari. You know my meaning, no vacation in Paris. I'm like a pirate trying to rob his own ship. I ain't cheap, you see my blood fall and drip. For my crib, I ain't care about your jib. Don't believe the press of it through for my clip. Your nightmares are my dreams when I'm sleeping. I see myself dying, but actually I'm living. On the paradise, my God, give me what I'm asking. The only one I'm calling, the only one I'm praying. No, I'm not lying. No, I'm not lying. No, I'm not lying. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Grazie. Allora, grazie mille a Salah Raga, grazie mille a Dario in arte Westcross, grazie mille a Valentina. Io vi voglio ringraziare tutte e tutti per l'attenzione, per la partecipazione, per aver scelto noi invece della partita, soprattutto. E volevo anche dirvi che senza trattenervi ore, se qualcuno di voi ha una curiosità, una domanda, un intervento, siamo a vostra disposizione anche a microfono spento, va bene? Intanto vi ringrazio, grazie davvero di cuore per averci dato l'opportunità di parlare della Palestina in un modo diverso, in un modo che è un modo che parla di vita, che parla di cultura, che parla di arte e che parla di un paese che non smetterà di esistere fino a che farà parlare di sé, e lo farà anche nel modo migliore come abbiamo fatto questa sera. Grazie.